buonasera a tutti, mi trovo sempre a Trapani e oggi ho l'appuntamento con un personaggio molto curioso, un personaggio che sul web è conosciuto da tutti, si chiama Tony Cacone. Sono qui appunto per cercarlo, che mi ha dato l'appuntamento esattamente, mi sembra che sia la via Archi. La via Archi qui a Trapani, ma io sinceramente non lo vedo, lo sto cercando, vediamo se riesco a intravederlo così. Mi sembra che sia proprio quello lì. Sì, Tony! Sta attento alla macchina che... Ciao Tony! Madonna, come è passato? Un anno. Come stai? Insomma, come devo stare? Purtroppo sono qui a Trapani, sono rimasto a Trapani, mi piace insomma. E come te la passi? Dimmi, me la passo non tanto bene perché purtroppo sono pensionato ma la pensione è poca, è minima, quindi ho trovato un appartamento grazie a... Vieni, mettiamoci all'ombra che con sto caldo che c'è. Una ragazza che mi ha dato la possibilità di avere un tetto e quindi non sono più a Reggio Calabria, ma sono qua. Quindi sei stabilito a Trapani? Sì. Per sé. Ascolta. La corrida. Sì. Ascolta, ma io ho saputo tramite internet che tu sei abbastanza famoso, Ma famoso. Cioè, il nome Tony Cacone è conosciuto. La visualizzazione è dappertutto. Io dico, ma è possibile che dopo 9 anni sia ancora lì? Ma ho detto c'è una strozzata però fa ridere. E così è rimasta. Io comunque avevo in mente di fare altri filmati, ma purtroppo non so, forse l'età, ho 71 anni adesso. 71? Quindi, ma li porti bene comunque. Ma io non li sento, io vado in bicicletta. L'importante è che non li senti. Vado a Panagia, faccio fino a Paceco, sono arrivato fino a Castellammare con la bicicletta. Addirittura. Ho una mountain bike. È il motorino, però ho avuto un incidente. Andiamo più avanti. Ho avuto un incidente. Se troviamo un posticino tranquillo. Ho il motorino, ma ho avuto un incidente e quindi purtroppo c'è qui in officina e sto facendo. Mettiamoci qui all'angolo. Sì. Ci possiamo sedere anche qui. Sì. Utilizziamo come panchina. Anche Perfetto. No, io non mi lamento, la Sicilia è bellissima, la Calabria è lo stesso, però la Sicilia ha un qualcosa in più. Attira. Sì, attira, una qualcosa in più che tutti dicono temporali al nord, invece qui è una cosa meravigliosa. Allora ascolta, io ti volevo fare alcune domande perché alcuni telespettatori mi hanno chiesto: ma come mai questo nome Tony Cacone? Come mai? Come nasce Tony Cacone? Guarda, il fatto è questo, nasce perché eravamo tutti ubriachi, una sera stavamo a un compleanno di un nostro amico che tra l'altro è un ispettore di polizia a Reggio Calabria e si chiama Ciccio Natalello e facevamo questo compleanno, io ero lì, ci ubriacammo tra un Cinaro, un Martini e casini vari. Tra un Cinaro, un Martini e cose varie, ci ubriacammo e venne fuori sta stronzata, sta canzone che Bob Marley Bob adesso capelli lunghi, è nato così. Poi dice: ma la mandiamo su YouTube? E ho detto: ma guarda che non ti danno nulla, te fanno scappare, cioè ti assecutano. E invece poi alla fine è riuscita. Ma porca miseria, ragazzi. YouTube ha questo di bello, c'ha i lati positivi e i lati negativi. Quelli negativi sono che non ti dà nulla, che sono proprio spiccioli. Quelli positivi sono che riesci piano piano col tempo a sfondare, a diventare qualcuno. Io ho avuto 800 euro. Quanto ti hanno dato? 800 euro preso. Da YouTube? Sì, però dice lei ne faccia altri filmati, ma come faccio se non c'è nessuno che mi supporta? Certo. Vabbè, tu sei qui con la telecamera, va bene, anzi devo ringraziarti perché da Marsala non è un gioco venire qui a Trapani, certo. Anche perché poi è impervia la strada. Però mi trovo bene qua, ecco. Poi sono felicissimo di averti ritrovato perché sei una persona non so, sei mai un po' ingrassato infatti. A volte i pensieri fanno ingrassare pure. Lo so. Ora poi ho saputo di questa Maria di Trapani e mi ha dispiaciuto moltissimo, anche perché dico: ma porca miseria, ragazzi, cioè ti ha fatto una regina, ti ha fatto guadagnare un sacco di soldi e sei anche una stronza perché non sai apprezzare la bontà del prossimo. Quello ti ha aiutato, ti ha fatto, e poi tu cosa fai? La puoi denunciare perché io per me è soltanto un interesse economico. Sì, sicuramente. Perché è così, non c'è niente da fare. Io da questa esperienza ho potuto imparare in più che più bene si fa, peggio è. Infatti, più fai del bene più ricevi i calci nelle palle, insomma, detto chiaramente. Va bene Tony, l'ultima intervista che noi abbiamo fatto
non mi ricordo quanti anni fa è stato. Strano siciliano. Strano Amore Siciliano. Tu cercavi l'anima gemella. Sì, mi telefonarono in 250. Addirittura. Sì, ma poi facevo certe domande. Scusa, ce l'hai la macchina con i sedili ribaltabili per fare l'amore? Addirittura. C'hai il letto a 2 piazze per fare l'amore? Guarda, io sono una persona seria, se tu veramente Certo. sei una persona seria come me, cerca di farmi domande un po' più concrete, più consone alla Domande più situazione. intelligenti. Ma consone alla situazione, ma tu mi parli, ma allora puoi cercare soltanto di rispottermi. Sì. Così. Poi non mi hanno telefonato più, perché poi ho cambiato numero, mi ero proprio stufato. Hai fatto. C'è 300 persone che mi telefonavano, Sì. andavo e mi telefonavano. Ma l'unica cosa questa da fare, forte che ti rompono le uova, allora meglio cambiare numero telefonico. Ma se Così io non- trovassi per esempio una donna che non bada subito all'interesse, ma cerchiamo di dividere l'un l'altro. Quindi sei sempre in cerca dell'anima gemella. Ma no, io ormai ho 71 anni, che vuoi c'è l'anima gemella? Che vuol dire? 71 anni? Basta Chi che mi li piglia porti a me? bene 71 vabbè, anni. chi mi piglia? Ormai Senti, io vorrei fare altri filmati, ma purtroppo non ho chi mi supporta, capito? Non ci sono io. Ma tu hai anche da fare con la televisione, Canale 2, insomma. Piano piano poi, no, con Canale 2 non ci sono più. Ah no, io c'ho ancora, guarda, conservo ancora il tuo bigliettino da visita. Ah, sì? Ma certo, guarda, ce l'ho qua. Ecco qua. Guarda qui. Non l'ho mai buttato via. Ale. Ero giovanissimo. Ma io pensavo che avessi cambiato pure il numero, perciò l'ho detto. Ma No, no, il numero è sempre chissà se quello. questo L'unica è cosa che è rimasta sempre intatta è il numero. allora, quindi questo non è più. No, nella faccia sono io, però sono molto più giovane. Ma Il numero. questo numero è cambiato. Questo numero no, è sempre quello. 4803, quindi, quindi 348 lo devo 0382 tenere, 805. lo tengo, quindi qualche volta. Cosa vuoi sapere, dai? Allora Tony, che cosa possiamo fare qua per risvegliare l'interesse dei nostri telespettatori che ci stanno guardando? Non so. La cosa che ha fatto più successo di te qual è? Ma guarda, tutti i filmati, specialmente quello col cannone che mentre fumavo. Raccontaci questo del cannone. Ma insomma è una cosa tremenda. Io gli dissi al regista, guarda che io non ce la faccio più, sto sbuffando, mi sto affogando. Dice, ma dai, un'altra, 50 volte me l'hanno fatto. Non ti avevano detto niente che era pieno. Mi dissero che era una cosa finta, invece era un cannone pieno di marijuana. E io tutti 3 giorni sono stato con la febbre a letto a 38. Senza capire niente. Ma no, perché mi faceva la testa, non c'è, non Cioè, c'è- ti sei sfasato completamente. Sì, è una cosa tremenda. E invece poi è uscito che è la migliore, a parte formarle, ma poi dopo l'altro è una gaffa che mi ho una cacchia, insomma. Va bene, Tony. Vabbè, allora che fai? Ci fai un pezzo di questo Bob Marley che è diventato famoso? Certo. Allora, fra un po' io ti darò il microfono e tu farai il pezzo da Bob Marley. A cappella. A cappella, ovvio. Che Vabbè, intanto salutiamo i nostri telespettatori. Certo. E vi raccomando, seguiteci perché il Io nostro sono Tony al Cacone. retaggio, cioè il Tony Cacone si può dire che sta rinascendo adesso, È chiaro. perché è il tempo della rivincita. Per cui guardateci spesso e Tony Cacone farà sempre registrazioni nuove Sì, dove uscirai? su YouTube. Sì, lo so, ma non fai più televisione. Televisione niente più. Ah, ok, va bene. Solo social network. Ok. Va bene. L'altra volta te l'ho detto, ho fatto un'intervista, invece quello stronzo mi faceva le pernacchie. Io facevo. Vabbè, succede, le Come pernacchie. ti chiami? Tony Cacone faceva la pernacchia, la verità. Vabbè, dai, succede. Ma infatti anche lui l'aveva su Facebook. Fatti inquadrare così vedono vabbè. che sei tu veramente Tony Cacone, perché dalle immagini di Facebook tu avevi i capelli in altro modo, No, avevi il più trucco capelli. che parrucco era. Avevo la parrucca in testa. Però se voi guardate gli occhi e la faccia sono sempre gli stessi. È il Tony Cacone di una volta. Vero Tony? Ma certo, io non sono mai cambiato, sono sempre qui, finché quello lassù non mi telefona, una interurbana mi dice prepara il loculo, perché è sempre qua. Ancora cenette, dai, lontani. Sai, vorrei raccontare una barzelletta prima di finire. Allora c'era una donna bella, piacente, tipo, sai, Bellucci, la Monica Sì. Bellucci, e andava al cimitero a trovare suo marito che era morto un mese prima. E piangeva, Beddu, perché me lasciasti, Beddu, e poi dopo mezz'ora che se invece di girarsi e andarsene, camminava all'indietro fino a che non arrivava al cancello principale e poi si girava perché nella tomba non si vedeva più. Allora un giorno il becchino gli disse, guardi, io purtroppo io sto
mi sto scervellando per sapere perché lei non si gira quando se ne va, si gira e se ne va, si cammina all'indietro, è una cosa, una curiosità. Dice, ma no, sa come, mi dicono che io ho un lato B che fa risuscitare i morti e non vorrei che mio marito risuscitasse. Sì. Mio marito risuscita. Va bene. Amici, vi ringraziamo della vostra cortese attenzione, vi raccomando seguiteci perché Tony Cacone è sempre qui. Un grosso saluto da Strano Muro Siciliano e naturalmente da Tony Cacone e l'amico Alberto Liberi. Ciao ciao. Arrivederci, a presto. Scusate il dito che non mi si rattrizza, ma ho avuto un incidente. Il dito, Ma le dita, perché anche questo è un po'. Ma siccome sono dei macellai all'ospedale di Sant'Antonio Abate, mi hanno ricucito senza anestesia, un dolore da matti. Che senza anestesia? Sì, stia zitto che sennò sembra che stiamo macellando un animale. Madonna. Io mi sento male. Niente, non mi hanno dato antidolorifici, niente. Sono arrivato in barella lì, mi hanno ricucito tutto. A un certo punto ho detto adesso basta. E dice no, devi tornare domani perché ci sono i tendini accavallati. Non mi interessa, non ci vengo più qua io. Magari vado a Marsala in qualche altro posto, ma perché se mi fanno una piccola incisione, i nervi ritornano un'altra volta e finisce così. Ma tanto ormai sono vecchio, ho 71 anni, che mi fai? Al re vecchio dice, la vita comincia, ricordati dove sei stato. Va bene, ciao ciao, a presto. A tutti ragazzi, scusate ancora se vi abbiamo intrattenuto così, va a perdere un po' di tempo, ma per Tony Cacone questo ed altro. Oh yeah!